ritrovati, ben ritrovati con Uppi di Padova, con le nostre pillole sulle locazioni, sulle nostre brevi conversazioni sulle locazioni. In particolare questa è la terza parte che concerne le locazioni a uso non abitativo. Ricordo che l'Uppi di Padova è in Corso del Popolo numero 21, risponde al telefono 049 657 218 per eventuali domande, richieste oppure per potersi associare e quindi ricevere tutte le consulenze, che siano giuridiche, che siano tecniche, che siano fiscali, sul mondo immobiliare. Quindi locazioni, compravendite, eredità, bonus, super bonus 110%, delibere condominiali, bilanci condominiali, consulenze assicurative sugli immobili dati in affitto oppure di proprietà, e quindi diciamo su tutto quello che gravita attorno al mondo immobiliare. Bene, oggi è la terza parte del nostro argomento, che riguarda appunto generalmente le locazioni a uso non abitativo. La parte finora abbiamo parlato della durata, dell'obbligo di disdetta, che sono completamente diverse rispetto alle locazioni abitative, ma le questioni più peculiari che riguardano le locazioni a uso commerciale, a uso diverso dall'abitativo, sono due. Di una ne parleremo oggi, della seconda questione ne parleremo la prossima volta, che è mercoledì 27 luglio, alla quale alla stessa ora, alle 14:15, alla quale vi rimando. Praticamente la prima questione di cui intendo parlare oggi è la indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Che cos'è questa indennità per la perdita dell'avviamento commerciale? La legge, ricordiamo che è sempre quella, la legge 392 del 1978, stabilisce che a favore del conduttore che sia stato scusatemi, a favore del conduttore che abbia ricevuto la disdetta e quindi che il proprietario lo abbia invitato a lasciare l'immobile, deve essere corrisposta una determinata indennità. Questa indennità si chiama indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. È disciplinata dall'articolo 34 della legge 392 del 1978 ed è ben disciplinata nel suo ammontare e nel fatto che deve essere versata al conduttore che venga raggiunto da disdetta e che quindi il proprietario abbia inteso allontanarlo dall'immobile, quindi mandarlo via, diciamo, risolvere il contratto con la disdetta. E come dicevamo è disciplinata dall'articolo 34 della legge 392 del 78 e stabilisce che il locatore, qualora abbia inviato disdetta al suo conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, deve corrispondere al conduttore, quindi all'inquilino, una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a 18 mesi dell'ultimo canone corrisposto. Cosa significa questo? Significa che se io intendo inviare disdetta e intendo liberare l'immobile, devo corrispondere al mio inquilino 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Grossa cifra, praticamente 1 anno e mezzo di canone di locazione, con l'unica cosa buona è che questa indennità da corrispondersi al nostro conduttore potrà essere detratta dal reddito del proprietario, mentre il conduttore farà reddito e sarà tassata. Questo per le locazioni di immobili adibiti, ad esempio, ad uso ufficio, ad uso ristorante, ad uso bar, ad uso parrucchiere. Mentre per gli immobili di tipo alberghiero, l'indennità di avviamento commerciale è addirittura pari a 21 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Quindi se io affitto un immobile a un ristorante, a un bar o a un parrucchiere per 1.000 euro al mese, per liberare l'immobile per finita locazione, devo corrispondere al mio conduttore 18.000 euro.
18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Le precisazioni all'interno di questa legge sono ulteriori, e cioè l'indennità di 18 mensilità o di 21 mensilità nel caso di locazione alberghiera sono addirittura raddoppiate, quindi passiamo a 36 mensilità o a 42 mensilità nel caso di locazione alberghiera, nel caso in cui entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del conduttore, lo stesso immobile venga adibito da chiunque, quindi o dal proprietario o da un altro conduttore al quale io affitto il negozio, il bar, il ristorante, a un'attività simile a quella gestita dal conduttore che se n'è appena uscito. La ragione, noi diciamo la ratio di questa normativa, è che è il conduttore, il gestore del bar, del ristorante, del negozio di parrucchiere o altro, che crea l'avviamento di quel tipo di attività. E quindi è giusto che abbia, secondo la legge, una sorta di, chiamiamolo TFR, chiamiamolo trattamento di fine rapporto, ad essere praticamente compensato dal fatto che viene allontanato da quell'immobile e dovrà ripartire con un'altra attività, con la stessa attività, in un altro immobile, perché da quell'immobile il proprietario, il locatore, lo ha mandato via con una disdetta e casomai anche con un'azione legale di sfratto. Ci sono ulteriori precisazioni riguardo a questa indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, e cioè ci sono dei ben precisi casi in cui questa indennità è comunque esclusa per legge. Infatti il successivo articolo 35 della legge 392 del 78, che andiamo a leggere per essere precisi, stabilisce che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non deve essere corrisposta nel caso di, leggo, cessazione del rapporto di locazione relativo ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti col pubblico e degli utenti e dei consumatori. Ad esempio, io affitto un capannone per una semplice attività industriale, quindi che non ha contatti con il pubblico, degli utenti e dei consumatori, cioè non attività di vendita, di commercio o altro, ma ad esempio solo di trasformazione di questi beni e ha a che fare con altri terzi che non sono i pubblici utenti, ma sono altre fabbriche, altre industrie, questo avviamento la legge non lo reputa sussistente e quindi non deve essere data l'indennità d'avviamento. Altre esclusioni sono quelle, per esempio, degli uffici professionali. Se l'immobile è affittato a un commercialista, a un geometra, a un avvocato, a un medico come ambulatorio o altro, è chiaro che anche in questo caso la legge esclude che debba darsi l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, perché la ragione è data dal fatto che il professionista, l'avvocato, il commercialista, il notaio, non crea l'avviamento alla sua attività professionale in ragione del luogo in cui si trova, ma in ragione del fatto che i clienti vanno da quel professionista, da quel notaio, da quel commercialista, da quell'avvocato, perché è quel determinato professionista, sia che abbia lo studio in Corso del Popolo, ad esempio, sia che abbia lo studio in via Altinate, sto parlando di Padova. Quindi il richiamo della clientela è dato dal professionista, non dall'immobile in cui il professionista svolge la sua attività. Altre esclusioni sono, ad esempio, stabilite per legge, per tutti gli immobili che sono complementari o interni, ad esempio a stazioni ferroviarie, a centri commerciali, tutti quei negozi che si vedono nei centri commerciali o tutte quelle attività, quei negozi, quei bar che si trovano all'interno delle stazioni ferroviarie o stazioni aeroportuali, perché anche in questo caso la legge reputa che l'avviamento sia dato dal complessivo impianto della stazione, del centro commerciale o dell'aeroporto e non dal singolo negozio. Altro da dire,
riguardo a questa indennità per la perdita dell'avviamento commerciale che deve essere corrisposta dal locatore, quindi dal proprietario al conduttore, è che ovviamente, però è giusto sottolinearlo, non dovrà essere corrisposta, e anche questo per legge, oltre che per logica, tutte le volte in cui il proprietario riottiene la disponibilità dell'immobile affittato per, ad esempio, morosità del conduttore o per inadempimento del conduttore, barista, giornalaio, ristoratore o altro, oppure perché è stato dichiarato il fallimento dell'attività inserita all'interno di quel determinato immobile. In questi casi, anche in questi casi, l'indennità di avviamento non deve essere corrisposta. E questo perché? Perché ovviamente se il conduttore è stato sfrattato per morosità, oppure il giudice ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, perché ad esempio ha eseguito delle opere che non poteva, opere edilizie all'interno dell'immobile senza poterlo fare o cose di questo genere, la legge e l'ordinamento giuridico non ritiene meritevole di tutela la condotta inadempiente del conduttore. Quindi anche in questi casi l'indennità di avviamento non deve essere corrisposta. Su questa questione dell'indennità di avviamento mi sono state poste un paio di domande online, ovviamente sono giunte qua in redazione, dalla signora Elisabetta di Cittadella, che mi chiede: ma se io stipulando un contratto di locazione intendo escludere l'indennità di avviamento commerciale e l'inquilino barista è d'accordo con me, posso stipulare all'interno del contratto questa clausola? Ad esempio, mi chiede Elisabetta, posso dire o posso sottoscrivere un contratto dove il canone sarebbe di 1.500 euro al mese, però visto che il conduttore, l'inquilino, rinuncia all'indennità di avviamento commerciale, il canone è di euro 1.000 al mese con uno sconto di euro 500? La domanda mi pare abbastanza pertinente e soprattutto mi pare abbastanza logico, cioè io proprietario ti affitterei il bar a 1.500 euro al mese, però siccome ci mettiamo d'accordo che tu rinunci all'indennità di avviamento commerciale, cioè quando te ne andrai via non mi chiederai le 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, ti faccio uno sconto di 500 euro al mese per tutto il periodo in cui stai all'interno di un immobile. Pare una clausola corretta, perché dall'una parte si rinuncia a qualcosa, il locatore rinuncia a 500 euro al mese di canone, dall'altra parte il conduttore rinuncia un domani alla indennità di avviamento commerciale. Purtroppo devo dire che la risposta è assolutamente negativa. Perché assolutamente negativa? Perché in questo modo il proprietario e il conduttore si accorderebbero su una rinuncia a un'indennità, al diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, su un diritto che per il conduttore non è ancora sorto. Cioè, ormai i giudici hanno stabilito che qualora il diritto all'indennità di avviamento non sia ancora sorto e quindi nella fase genetica, cioè all'inizio del contratto, non è certo sorto il diritto alla corresponsione dell'indennità di avviamento, il conduttore non può rinunziare a un diritto che non è ancora sorto. Quindi questa clausola sarebbe illecita, nulla, e quindi è come se non fosse stata scritta, e quindi il conduttore un domani potrà chiedere l'indennità di avviamento commerciale e dall'altra parte il proprietario, perché la parte di clausola sarebbe lecita e legittima, non avrebbe diritto a ottenere il canone che ha preventivamente scontato in cambio di quella rinunzia. Quindi ponete molta attenzione a questo tipo di clausole che non possono essere concordate e stipulate. Detto questo, per tutti questi consigli e per tutte queste consulenze sull'indennità dovuta o non dovuta, io vi rimando alla nostra sede UPI di Padova, che è in Corso del Popolo numero 21, dove potrete telefonare allo 049 657 218 per richiedere tutte le informazioni possibili. E vi rimando al prossimo nostro incontro, come dicevo all'inizio di questa trasmissione,
che si terrà il 27 luglio alle ore 14.15, mercoledì 27 luglio alle 14.15, per discutere dell'altro punto interessante sulle locazioni a uso commerciale, vale a dire il diritto di prelazione del conduttore nel caso di rilocazione dell'immobile o nel caso di vendita dell'immobile locato. Grazie ancora a tutti e alla prossima puntata. Grazie.